Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Stupro di gruppo a Palermo, i 6 imputati rinunciano al rito abbreviato. Per l'avvocato della vittima tutto ruota sul consenso che non c'era. Il 15 maggio il via al processo. Nuovi dettagli nello scandalo Mazzette scoppiato tra Palermo e Agrigento. Un funzionario del comune di San Cataldo confessa di aver intascato tangenti per favorire la cooperativa Nido d'Argento. Nell'inchiesta era stato arrestato il capo dei vigili urbani della città dei Templi. Omicidio della piccola Elena. La procura di Catania chiede la perizia psichiatrica per la madre. Rea confessa dell'assassinio avvenuto a Mascalucia 2 anni fa. La decisione è prevista per il 20 maggio. Per uno studente su 2 la mafia è più forte dello Stato. È l'allarmante quadro che emerge da un questionario del Centro Pio La Torre. Secondo la metà dei giovani intervistati il fenomeno mafioso non può essere sconfitto. Legalità, Cinisi, riconsegnato alla collettività il casolare dove nel 1978 era stato ritrovato il cadavere di Peppino Impastato, giovane eroe antimafia. Rosario Fiorello, ospite d'eccezione a Buongiorno Sicilia. Lo showman non fa mancare gag e battute. Sul suo futuro televisivo dice scherzosamente: lascio la Rai per venire ad Antenna Sicilia. Calcio, slitta l'inizio dei play-off, lo conferma il consiglio direttivo della Lega Pro. Si comincia il 7 maggio, il Catania entrerà in scena il 14. Ancora ben trovati, lo avete sentito in apertura, torniamo a parlare dello stupro al Foro Italico di Palermo, no al rito in abbreviato per i 6 accusati appunto della violenza. I legali rifiutano perché il giudice non ha accettato le condizioni poste, i difensori chiedevano l'audizione in aula della vittima, l'avvocato della ragazza dice tutto ruota sul consenso che non c'era. Intanto il 15 maggio l'inizio del processo. Roberta Lunghi. C'è il no del GUP Cristina Lobue durante l'udienza preliminare al Tribunale di Palermo a quasi tutte le condizioni poste dai legali dei 6 maggiorenni accusati dello stupro di gruppo al Foro Italico a Palermo lo scorso luglio, dietro la decisione degli avvocati di non accettare la prosecuzione del processo in abbreviato. Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Cristian Maronia, Samuele Lagrassa ed Elio Arnao saranno così processati con rito ordinario per violenza sessuale aggravata. Il processo si aprirà il 15 maggio davanti ai giudici della seconda sezione del Tribunale di Palermo. La strategia difensiva volta a screditare la vittima ha trovato dunque ostacolo nella decisione di respingere in primis la condizione di una nuova audizione della vittima, all'epoca 19enne, su circostanze specifiche emerse che le difese vogliono inserire nel fascicolo, convinte che possano alleggerire le posizioni degli imputati, come una presunta chiamata di 29 secondi ricevuta dal telefono della vittima, audio e messaggi vocali provenienti da terze persone. La GUP ha negato anche la condizione chiesta di ascoltare una terza persona che la notte dello stupro ha avuto un contatto con la ragazza. È stato accolto soltanto l'ingresso di uno sbobinamento di presunte telefonate di cui non si sa neanche il contenuto, nelle quali che secondo gli avvocati della difesa screditerebbero la credibilità appunto della mia assistita, in quanto la mia assistita aveva detto che in prossimità di quelle ore non aveva telefonata. Io non credo che ci siano grandi spazi, perché qua si tratta di violenza, consenso sì o consenso no. Oltre ai 6 maggiorenni per lo stupro del Foro Italico è già stato condannato a 8 anni e 8 mesi l'unico del gruppo minorenne la notte della violenza. Adesso anche lui maggiorenne. Torniamo a parlare dello scandalo delle mazzette che ha portato ad 11 arresti tra le province di Palermo e Agrigento. A San Cataldo un funzionario del comune confessa di aver intascato tangenti per favorire una cooperativa di servizi socioassistenziali. Nell'inchiesta, ricordiamo, era stato arrestato anche il capo dei vigili urbani della città dei Templi, Luca Ciliberti.
Le tangenti intascate anche nel bagno di un ristorante. È la confessione fatta da uno degli indagati nell'inchiesta sulla cooperativa Nido d'Argento che ha portato all'arresto del comandante della polizia locale di Agrigento, Gaetano Di Giovanni. Aldo Raimondi, così si chiama il responsabile del settore politiche, sociali e culturali del comune di San Cataldo, finito nelle scorse settimane ai domiciliari, avrebbe parlato di mazzette incassate anche nei parcheggi di un noto negozio di abbigliamenti, ma anche nel bagno di un ristorante e di soldi ricevuti tra i bigliettini del Gratta e Vinci. La somma monterebbe a circa 15.000 euro e il tutto ruoterebbe intorno alla cooperativa Nido d'Argento e all'imprenditore Giuseppe Gaglio, l'ideatore del fenomeno turistico Borgo Parrini. Raimondi si prodigava per accelerare i pagamenti in favore della Nido d'Argento che gestiva alcuni servizi di assistenza sociale. Il comandante della polizia municipale, nonché capo di gabinetto del sindaco Francesco Micciche, si trova attualmente ai domiciliari. Di Giovanni, 59 anni, all'epoca dei fatti, ovvero nell'estate del 2021, era dirigente del distretto socio-sanitario di Agrigento ed è accusato di aver favorito l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti alla società Medea e l'affidamento dei servizi socio-assistenziali nei comuni di Santa Elisabetta e di Agrigento alla cooperativa Nido d'Argento, ricevendo dai rappresentanti della società la somma di 7.500 euro. L'inchiesta dei Carabinieri di Palermo, coordinata dalla procura diretta da Maurizio De Lucia su un giro di mazzette e pubblici ufficiali in cambio di appalti, ha portato a 11 misure cautelari lo scorso 11 aprile. Continuiamo con la cronaca e torniamo a parlare della morte della piccola Elena del Pozzo e soprattutto del processo che vede imputata la madre Martina Patti. La Procura di Catania ha chiesto proprio la perizia psichiatrica per Martina, che tra l'altro aveva confessato l'omicidio appunto della figlia avvenuto 2 anni fa a Mascalucia. La decisione è prevista per il 20 maggio. In mattinata parola ai testimoni della difesa. Ci racconta tutto Tonino De Mana. La Procura di Catania ha chiesto la perizia psichiatrica, peraltro sollecitata dagli stessi legali della difesa, avvocati Gabriele Celesti e Tommaso Tamburino, nei confronti di Martina Patti, la 24enne reo confessa dell'omicidio della figlia Elena di neanche 5 anni, uccisa con un'arma da taglio il 13 giugno 2022 e sepolta in un campo vicino casa a Mascalucia. La decisione dei giudici, a seguito anche di una consulenza tecnica del professore Petralia, è prevista il 20 maggio. In mattinata parola ai testimoni della difesa ed in particolare ad uno zio, Gaetano Patti. I reati contestati alla donna sono omicidio premeditato aggravato, occultamento di cadavere e simulazione di reato. Come si ricorderà, Martina Patti finse il sequestro della bambina all'uscita dall'asilo. Martina Patti confessò il delitto ma non spiegò mai il movente. Una delle piste battute dagli investigatori sarebbe la gelosia nei confronti dell'ex compagno e padre di Elena, Alessandro Del Pozzo. La scintilla potrebbe essere stata la sera trascorsa dalla piccolina con i nonni paterni e la felicità della bimba nel frequentare la compagna del padre. Poi il crudele atto: la madre va a prendere Elena all'asilo ed esce nuovamente con l'auto per creare un diversivo. È in quel lasso di tempo che avviene il delitto in un terreno abbandonato dove la madre seppellisce il corpicino nascosto in sacchi di plastica nera e sotterrato con una pala. Poi fa scattare la messa in scena, avvisa per telefono del falso sequestro i genitori e il padre di Elena. Tornata a casa, infine, si reca dai carabinieri. Ai militari dell'arma associa il rapimento di alcune minacce che nel 2021 l'ex convivente aveva trovato davanti al cancello di casa per una rapina per la quale Del Pozzo era stato arrestato nel 2020 e poi assolto per non avere commesso il fatto. Poi la confessione shock sull'uccisione della figlia, l'arresto e l'iter processuale ancora in corso al Tribunale di Catania. Regge ancora il mito della mafia invincibile, lo conferma il questionario del Centro Pio La Torre, secondo cui per un giovane su 2 il fenomeno mafioso non può essere sconfitto. Lorena Dolci. Gli arresti eccellenti, blitz antimafia, le inchieste non scalfiscono il mito della mafia invincibile. 3 giovani sono ancora tanti quelli convinti che la partita Stato-mafia resti ferma sull'1-0. Lo conferma il questionario destinato ogni anno dal Centro Studi Pio La Torre agli studenti delle scuole di secondo grado di tutta Italia. Alla domanda «La mafia può essere sconfitta?» rivolta a 1578 studenti dai 14 ai 21 anni, soltanto il 20,6% dei giovani interpellati ha risposto in modo positivo. Quasi la metà, il 49,8%, ritiene invece di no. In pratica 1 su 2.
Un terzo non ha un'opinione precisa. Solo uno studente su 5, in sostanza, pensa che la mafia possa essere messa definitivamente fuori gioco. Le domande che ci pongono i giovani su come migliorare la lotta alle infiltrazioni mafiose e come colpire corruzione e clientelismo non possono restare senza risposte, dice Loredana Entroini, presidente del Centro Studi Pio La Torre. Gli studenti rispondono così perché non hanno fiducia nelle istituzioni, aggiunge Vito Lo Monaco, presidente emerito del centro. Il nostro progetto educativo si rivolge a loro per una partecipazione alla vita politica dal basso. L'obiettivo è condividere la fiducia di Giovanni Falcone quando diceva: la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani ha un principio, una sua evoluzione e avrà una fine. E parliamo proprio di Pio La Torre perché siamo alla vigilia del 42esimo anniversario dell'omicidio appunto del politico che ha a lungo combattuto contro la mafia. Il ricordo della CGIL a Palermo. Vediamo. Le sue intuizioni, maturate dopo anni di battaglie sindacali e di conoscenza diretta della realtà, hanno contribuito in maniera incisiva alla lotta alla criminalità organizzata da parte delle istituzioni. La testimonianza più alta, quella del Capo dello Stato, è una delle voci che ricordano Pio La Torre, il segretario del PC siciliano ucciso 42 anni fa insieme al saudista Rosario Di Salvo. Lo rievoca il documentario Ora tocca a noi, realizzato da Walter Veltroni e proiettato all'Assemblea Nazionale della CGIL contro mafia e corruzione. Un film che alla vigilia della commemorazione ripercorre le tappe di un'esistenza dedicata all'impegno civile e alla lotta alla mafia a fianco dei braccianti. E che c'è la fame? Eppure questa la conosciamo, per chi è la nostra, per chi ci appartiene. Fra le voci anche quella dell'attuale procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia. Nessuno meglio di Cosa Nostra aveva capito l'importanza dell'azione di Pio La Torre, importanza storica, tant'è che gli strumenti del contrasto alla mafia che ci dà la legge Rognoni La Torre sono quelli che da 40 anni abbiamo usato e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora tocca a noi è proprio la frase che La Torre disse pochi giorni prima del suo assassinio, consapevole che Cosa Nostra stava stringendo il cerchio attorno a lui. La mafia rimane sempre la stessa, un sistema di potere che è legato da un interesse esclusivo, l'accumulazione illecita. Uno degli strumenti con cui la mafia e le mafie controllano pezzi interi dell'economia reale è tutto il sistema degli appalti, dei subappalti e dei finti appalti. A Cinisi cerimonia per riconsegnare alla collettività il casolare dove 46 anni fa è stato ritrovato il cadavere di Peppino Impastato, giovane eroe antimafia. Presente anche il governatore Schifani. Per il fratello di Peppino una vittoria dopo tanti anni di lotta. C'era per noi Marco Gullà. In questo casolare, il 9 maggio del 1978, Peppino Impastato, il giornalista attivista di Cinisi che lottava contro la mafia, fu assassinato da Cosa Nostra. Poi il suo corpo venne abbandonato su questi binari. Dopo anni di lotta, oggi è un giorno decisamente importante, significativo. Questo casolare viene restituito alla collettività e sarà aperto al pubblico ogni giorno. Chiunque quindi potrà visitare un luogo simbolo della lotta alla mafia. Oggi il taglio del nastro. Il 9 maggio la Regione concederà in uso, in comodato gratuito, naturalmente all'Associazione Peppino Impastato l'utilizzo di questo casolare che è stato ristrutturato con fondi della stessa Regione. Sono contento di dare questa ottima e lieta notizia che è in sintonia con l'impegno della Regione, dell'amministrazione regionale, non solo nel contrasto a ogni forma di criminalità, ma anche nel ricordo di chi ha perso la vita in questa azione quotidiana che ha svolto contro la mafia. Il fratello di Peppino Impastato, Giovanni, sorride. Oggi il casolare ha una nuova vita. Il casolare non può cadere nel degrado, perché purtroppo qui in Italia si fanno le grandi opere, si spendono tanti soldi e poi si abbandonano. Allora, per evitare una cosa del genere, noi ci siamo resi disponibilissimi a gestire il casolare, che per noi è importante, perché qui migliaia e migliaia di persone vengono da ogni parte d'Italia e il casolare deve rimanere aperto. Il 9 maggio, giorno dell'uccisione di Impastato, il casolare verrà quindi affidato a Casa Memoria. E adesso cambiamo argomento e parliamo invece di crisi idrica. Sospesa la distribuzione di acqua nel comune di Caltanissetta e in alcune località limitrofe. Il guasto alla condotta potrebbe comportare disagi fino a domani. Sentiamo.
A causa di un guasto all'acquedotto Ancipa, mezza provincia di Caltanissetta è rimasta a secco. Questa mattina un risveglio amaro per gli abitanti della zona. Il ritorno da Caltanissetta dopo l'incontro a Lati di Caltanissetta per comprendere la portata di questo guasto che si è registrato stamattina, così come ci è stato comunicato da Sicilia Acque. Ci saranno dei disagi per le prossime 24 ore su Caltanissetta, San Cataldo, una parte di Mazzarino, Serra di Falco, ma già si è al lavoro per risolvere questo problema. E dunque non solo siccità a mettere a disagio i comuni del centro della Sicilia, il guasto è in via di riparazione, così come conferma il presidente dell'Ati, Massimiliano Conti. Oltre appunto alla riduzione della portata dell'acqua a seguito della crisi idrica, della siccità della regione siciliana, gli aggiornamenti li daremo nelle prossime ore. Chiaramente contiamo di risolvere quanto prima questo ulteriore disagio. Al lavoro sempre per garantire un servizio necessario e primario ai cittadini. E adesso invece torniamo a parlare del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Ci sono le parole di Fiorello che questa mattina era ospite di Buongiorno Sicilia ed è tornato a difendere questo centro che è un polo d'eccellenza appunto della sanità siciliana. Sentiamo. È una cosa che si deve fare assolutamente, perché voi sapete che la Sicilia è grande, la Sicilia è veramente grande, e due poli così importanti, cioè la distanza, cioè basti pensare che quello di Taormina insomma serve tutta la costa orientale, non solo la Calabria, ma anche un sacco di gente che viene pure dall'estero per curarsi a Taormina. Palermo sta dall'altra parte, quindi la Sicilia è grande, un solo centro non ce la può fare, ce ne vogliono due, e quello di Taormina non deve chiudere assolutamente. A Catania 2 furti di auto avvenuti a distanza di un giorno l'uno dall'altro vicino al Corso Sicilia. I 2 complici, entrambi catanesi, già noti alle forze dell'ordine e denunciati, il 25 gennaio hanno rubato una Lancia Y parcheggiata in via Luigi Rizzo e il giorno seguente una Fiat Panda in sosta su via Domenico Cimarosa. Entravano in azione, si vede in queste immagini appunto della videosorveglianza, sempre allo stesso modo si appostavano ai lati dell'auto da rubare e in pochi minuti mettevano a segno appunto il furto. Restiamo a Catania, sono stati completati i lavori della posa della pista ciclabile, del rifacimento dei marciapiedi e dell'asfalto del manto stradale in via Domenico Tempio. Le 2 corsie per ognuna delle carreggiate non hanno più restringimenti per i lavori nel cantiere, che ora si concentreranno sugli allacci invece del percorso pedonale. Acireale trasformata per giorni in giardino a cielo aperto per la festa dei fiori, tra musica e colori. Premiato il carro contro la violenza sulle donne. Il 1° maggio, gran finale con il concertone. Desiree Ferlito. Acireale è diventata un giardino a cielo aperto, pieno di colori e profumi in occasione della tradizionale festa dei fiori. Fiori che anche quest'anno hanno adornato il centro barocco della cittadina catanese in una festa durata 5 giorni, con parate, mostre floreali, spettacoli e grandi artisti. Momento clou della kermesse la sfilata dei carri floreali e le macchine infiorate, realizzati da artigiani che hanno dato vita a uno spettacolo unico e raffinato. Le rappresentazioni hanno contemplato anche quest'anno temi sociali ed attualità. Ad aggiudicarsi il primo posto il carro dedicato alla lotta alla violenza sulle donne, Io di te non ho paura. Al centro del carro un bellissimo e maestoso cigno rappresenta la donna, che in esso sembra trovare la sua rinascita. Alle spalle del cigno, sullo sfondo, il volto di una donna, pura e delicata su un lato, maltrattata e sfregiata dall'altro. L'uomo violento rappresentato da un lupo per simboleggiare la sua ferocia. Anche la grande musica italiana, protagonista dei 5 giorni di festa da Acireale. Dopo il successo di Max Gazzè e delle vibrazioni, a chiudere la kermesse la Sicily Folk Orchestra, Mario Venuti e Caballà, che hanno riempito la centralissima Piazza Duomo. Lo abbiamo visto pochi minuti fa, ospite d'eccezione di Buongiorno Sicilia, stiamo parlando di Rosario Fiorello. Infatti lo showman oggi ci ha deliziato con gag e battute esilaranti e ha anche lanciato un pronostico, il servizio di Eva Spampinato.
È arrivato Rosario! Ciao ragazzi! Ciao Fiorello, benvenuto! Bene, grazie! La simpatia di Fiorello irrompe a Buongiorno Sicilia e con lui tutta la squadra del morning show più seguito della TV italiana. Lo showman e conduttore siciliano ha ricordato gli inizi della sua carriera tra radio e TV con un aneddoto legato proprio alla nostra emittente. Antenna Sicilia, mi ricordo, andai ospite una volta, sai? Sì. Perché diventai un po' un personaggio, a un certo punto, il periodo delle radio libere, delle radio private, ecco. Io feci un tentativo di record di trasmissione continuata. Sì, il record fu 3 giorni e 2 notti. Fabrizio Biggio e Mauro Casciari, che ogni mattina alle 7 affiancano Rosario Fiorello a Viva Rai 2, sono i complici di un personaggio che continua a rimanere unico nel suo genere, un intrattenitore che riesce a trasformare in sketch anche una telefonata con la mamma. C'è una telefonata familiare, un secondo. Sì, no. In tutto questo lui ha anche i suoi problemi. Sì, un attimo solo, ma è vera, è vera. Sì. Guarda, oddio, Michele, ha ragione. La trasmissione si avvia alla conclusione e in attesa di sapere se anche l'anno prossimo il morning show sarà riconfermato su Rai 2, Fiorello si candida per un eventuale ritorno in Sicilia. Lo devo dire, dai, lascio la Rai, lo devo dire. Ma vi detto che non l'avete detto a nessuno? Lo devo dire, lo dico. Un ne vai. Ad Antenna Sicilia! E beh, noi lo aspettiamo naturalmente. Allora facciamo una pausa, torniamo tra poco con la nostra pagina dedicata al calcio. È ufficiale, slittano i play-off, il Catania scenderà in campo il 14 maggio, ma parleremo anche del Messina. Tutto questo tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale, adesso parliamo di calcio. Il consiglio direttivo della Lega Pro ha confermato lo slittamento degli spareggi promozione. Si comincia il 7 maggio, il Catania entrerà in scena il 14. Angelo Gagliano. Rimodulato il calendario dei play-off, gli spareggi promozione per l'ultimo posto a disposizione per la Serie B scatteranno martedì 7 maggio, ma si concluderanno così come previsto il 9 giugno con la finale di ritorno. Lo slittamento si è reso necessario in attesa dell'esito del ricorso, atteso nella giornata di venerdì prossimo, presentato dalla Taranto al Consiglio di Garanzia del CONI contro la penalizzazione di 4 punti inflitta per irregolarità amministrative. L'avvio posticipato della fase a gironi fa slittare anche l'esordio del Catania, che da vincitore della Coppa Italia inizierà la sua avventura nella fase nazionale degli spareggi promozione martedì 14 maggio. I rossazzurri torneranno in campo poi sabato 18 per la sfida di ritorno. In caso di passaggio del turno, gli etnei torneranno a giocare il 21 e il 25 maggio. La Final Four prevede le semifinali il 28 maggio e il 2 giugno, mentre la finale, sempre a doppio turno, si giocherà il 5 e il 9 giugno. La stagione regolare, chiusa con 17 sconfitte, ha vissuto di contraddizioni in casa Catania, vittoria della Coppa Italia, ma anche play-out evitati solo all'ultima giornata, con la convinzione però che in gare da dentro o fuori tutto sia possibile. Quaini, ottimo in difesa con il Benevento, ci crede. Penso anche che nelle partite magari secche, come abbiamo dimostrato in Coppa Italia, riusciamo a dare qualcosa in più, quindi da un lato siamo fiduciosi, sappiamo che però in questi giorni c'è da lavorare e migliorare sulle cose che non sono andate bene durante il campionato. Obiettivo raggiunto invece per il Messina, che per il terzo anno consecutivo mantiene la Serie C. Tante incertezze però nel futuro del club giallorosso. Sergio Colosi. Il Messina non riesce a gioire delle sue piccole fortune calcistiche, come nel caso della salvezza con investimenti ridotti, perché subito si addensano dubbi e incertezze sul futuro societario e tecnico. A Monopoli potrebbe essersi chiuso il ciclo Modica, anche se il silenzio del presidente Sciotto alimenta soltanto voci ed indiscrezioni. La mancata conferenza stampa del tecnico nel post gara in Puglia rimane più di un indizio. Certamente lo è il comunicato stampa diffuso dal club, in cui si precisa che i tesserati della società parleranno soltanto attraverso i canali ufficiali. Un modo non troppo velato per evitare mal di pancia ad allenatori e calciatori che, lontano dai microfoni, non hanno nascosto i loro disagi stagionali.
Le dimissioni del direttore generale Costa e del team manager Cammarata sono i primi segnali che 3 mesi da protagonista sul campo, da dicembre a febbraio, hanno soltanto mascherato i soliti problemi societari. Dell'attuale organico, tra prestiti, accordi in scadenza e giocatori con le valigie in mano, rimarranno sotto contratto soltanto in 6. L'ennesima rivoluzione è dietro l'angolo e questo metodo gestionale disciotto, contestato dai club, prima o poi presenterà il conto. E questo era il nostro ultimo servizio che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di serata.